storico allora? Assolutamente una firma storica, visto e considerato che non c'è solo una questione di competenze per le 4 materie, ma anche la volontà di dire che si inizia con un modello che poi potrà essere replicato in futuro per arrivare alle 23 materie. Lei ha fatto un esempio, si liberano 300 milioni di euro per la sanità e la possibilità di agire nelle emergenze che purtroppo di protezione civile ci sono come commissari in deroga. Assolutamente sì, anche perché sono fatti concreti, firme di fuffa non ne abbiamo mai voluto fare. Tutti voi avrete modo, i cittadini, di vedere quali sono le competenze che verranno attribuite. Ad esempio per la sanità, al di là di tutta una serie di attività, c'è concretamente la possibilità di liberare 300 milioni di euro dal bilancio regionale. Risorse che oggi non sono nella nostra disponibilità per investire nella sanità e nel sociale. Dall'altro, se pensiamo a un altro esempio, io dico che nessun governatore dovrebbe rinunciare ad avere una competenza come quella che noi abbiamo ottenuto, che è quella delle ordinanze in deroga. Significa avere cittadini sotto le macerie piuttosto che con gli allagamenti o ad altre tragedie, diciamo, climatiche, che hanno necessità di essere subito diciamo, aiutati con dei provvedimenti che a questo punto il governatore può firmare direttamente, non deve chiedere a Roma. Lei passerà il dossier al suo successore, che cosa gli lascerà scritto nelle note? Beh, diciamo che è un bel dossier, no? Se l'avessi ereditato io, figuratevi, in 15 anni avrei fatto l'autonomia estrema. La verità è che c'è un dossier che poi verrà seguito e quindi queste 4 materie si chiuderanno velocemente. Ma bisogna poi incrementare, diciamo, il dossier con le altre materie, quindi noi abbiamo già presentato le nostre richieste e pian piano si dovrà chiudere tutta la partita dell'autonomia. Il suo collega Occhiuto ieri, in merito alle preintese che oggi Calderoli firma, ha detto che sono poco più di un accordo politico. Invece queste preintese sono importanti per il Veneto, perché? Beh, allora, questo è un accordo che poi si concretizza da una firma politica a un fatto amministrativo che ha valenza giuridica con l'approvazione poi finale in Parlamento. È un fatto concreto perché penso che anche il collega Occhiuto, che io conosco bene, piuttosto che altri colleghi, non possano rinunciare ad esempio ad avere una competenza che è quella di firmare le ordinanze in deroga nel momento in cui magari hanno una calamità naturale, hanno necessità, noi governatori abbiamo necessità di rispondere subito ai cittadini. Io ne so qualcosa, che ho avuto la grande alluvione, ho avuto Vaia, l'acqua grande, ho avuto il terremoto in Polesine. Pensate anche a tutta la partita del Covid, che comunque è stata una tragedia e una tragedia. Senta, cosa dice 2,5 milioni quasi di veneti che sono andati a votare nel 2017, 22 ottobre? Ma dico che se io fossi arrivato e avessi avuto già tutto approvato, oggi non parleremo più di autonomia perché sarebbe già realizzata, faremo il tagliando dell'autonomia. Purtroppo io sono arrivato, c'era una prateria, non c'era nulla, il deserto totale, e ci siamo inventati un referendum, abbiamo fatto la legge referendaria, siamo finiti in Corte Costituzionale, abbiamo battagliato un anno per poter fare il referendum, abbiamo celebrato il referendum, abbiamo avuto più di qualche governo che ha fatto finta di ascoltarci, adesso arriva questo governo, ci porta le 4 materie e non capisco per quale motivo dovremmo lamentarci.